Amici di Sportisiri, buongiorno, buona domenica da Francesco Cammuca, bentrovati allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo per la sfida tra la TF e la Panormus, giornata numero 14 del campionato riservato agli allievi regionali Under 16, girone A siciliano, partita che mette di fronte i padroni di casa guidati da mister Rosolino Abisso, che si trovano in quinta posizione, 28 punti, frutto di 9 vinte, una pareggiata e 3 perse, contro la Panormus, che fin qui non ha mai pareggiato. 7 successi, 3 pareggi per la squadra guidata da mister Verdicaro. Una partita naturalmente tutta da seguire, tutta da gustare, e anche il modo per accompagnarvi al pranzo di questo 8 marzo, giornata internazionale della donna, giornata come sempre importante anche da questo punto di vista. Andiamo allora a vedere quali sono le formazioni che scenderanno in campo almeno dal primo minuto, partendo dai padroni di casa, partendo dall'ATF di mister Abisso, che si schiera in questo momento. Entrambe le squadre stanno facendo il cosiddetto cerchio per iniziare questo match. In porta per l'ATF Pizzo, poi in ordine numerico il numero 2 Sutera, numero 3 Aiello, numero 4 Lo Cicero, numero 5 Vitellaro, numero 6 Parisi, numero 7 Spina, numero 8 Mercurio, numero 9 Fauci, numero 10 Randazzo, numero 11 Bosco. Risponde la Panormus di mister Verdicaro con in porta Geraci, poi sempre ordine numerico il numero 2 Lo Presti, numero 3 di Gaetano, numero 4 Lo Cacciato, numero 5 anche in questo caso Bosco, Riccardo contro il Bosco Antonino dell'ATF. Poi con il numero 6 Giardina, con il numero 7 Vella, numero 8 Seidita, numero 9 Romeo, numero 10 Basile, numero 11 Belmonte. Si comincia, mettetevi comodi, inizia TF Panormus. Vedremo al termine di questi 80 minuti, più naturalmente recupero, chi riuscirà ad avere la meglio. Ma intanto primo giro al pallone dato dalla TF con questo lancio lungo all'indirizzo di Antonino Bosco, che termina fuori. Allora fallo laterale per la Panormus. Cerca il giro palla la squadra in maglia blu, diverse tonalità di blu tra maglia e calzoncini. Calzettoni sono invece bianchi. TF che si schiera con la classica divisa maglia rosa con inserti neri. Neri sono anche i calzettoni e i calzoncini. Intanto palla giocata in avanti da Mercurio, intercettata, ancora il capitano che si appoggia allo Cicero. Cambio gioco a sinistra per l'inserimento da parte di Bosco, che anticipa, ma c'è il fischio del direttore di gara, fuori gioco del numero 11 nero-rosa. E subito le indicazioni da una parte di Abisso, dall'altra di Verdicaro, mentre c'è la giocata in avanti della Panormus con Romeo che viene però fermato. E allora sfera buona per Parisi, l'appoggio largo a destra dove c'è Sutera, passaggio intercettato ancora da Romeo che sta cercando di mettersi subito in ritmo. Poi Belmonte gira su Basile e Panormus che effettua quello che è il suo primo giro palla di questa partita, con Lo Presti sulla destra. Avanza, c'è compagnia a servire, pallone in verticale, l'intervento da parte di Aiello a togliere la sfera agli avversari. Poi Seidita cerca di tenerla in campo, non ce la fa. Sarà rimessa per la TF. Cercata ma non trovata la sponda di Fauci, poi pallone lungo, altro colpo di testa di Parisi da un 6 all'altro, che c'è Giardina adesso in possesso. Belmonte cerca l'inserimento di Gaetano che viene fermato, ancora Belmonte appoggia a Basile e si riparte da dietro con Lo Presti. Verticale sbagliata all'indirizzo di Vella. Allora rimessa TF.
Battuta lunga con la palla intercettata dai difensori, in particolare da Bosco. Poi cerca di recuperare, in qualche modo ci riesce Randazzo per l'ATF. Pulisce la sfera Lo Cicero. Antonino Bosco. Il palleggio con Lo Cicero, poi pallone a cambiare gioco dall'altra parte su Sutera a destra. Mercurio. Passaggio intercettato da Di Gaetano che prova a ripartire, poi lancio lungo a cercare Romeo, preso però in controtempo, allora Aiello può andare. La giocata con calma del terzino sinistro dell'ATF, Lo Cicero, ancora per Aiello. Lancio lungo di Aiello per provare a premere la corsa di Antonino Bosco, è partito alle spalle dei difensori. Bosco con la palla in mezzo, conclusione! Clamorosamente sopra la traversa da parte di Randazzo, ma qui costruita benissimo questa palla gol, la prima della partita per l'ATF dopo 3 minuti e mezzo, con l'erroraccio sotto porta da parte di Randazzo, qui con mister Verdigaro che tra le altre cose rassicura tra virgolette sui giocatori sul fatto che la posizione di Antonino Bosco fosse regolare, quindi giusta anche la lettura del direttore di gara. Colpo di testa di Lopresti, poi prova a lottare Fauci senza successo, allontana Riccardo Bosco. Qui il controllo di Sutera, palleggiano Vitellaro e Parisi, due centrali dell'ATF, poi Aiello, Vitellaro per Parisi ancora, che può alzare la testa e avanzare. Vuole la palla Mercurio, accontentato dal suo difensore. Lancio con la palla a scavalcare, ottima dalle parti di Spina che può andare. Spina allunga la falcata, ingresso in area Spina, ancora una sterzata Spina, altro dribbling Spina, poi la palla per Randazzo. Randazzo non sa a chi darla, poteva anche calciare, poi conclusione dalla distanza di Lo Cicero, TF padrone del campo in questo avvio. Qui però ancora un'indecisione in fase di realizzazione per Randazzo, che non ha calciato. Qui intanto rischia Geraci, recupera palla l'ATF, forse fuori gioco, non è così, non l'arbitro. Randazzo questa volta non sbaglia, questa volta lo segna, e al quinto minuto, allo scadere del quinto minuto, passa a condurre l'ATF 1-0. La rete di Randazzo, fin qui grande protagonista nel bene e nel male dei primi 5 minuti di partita. Un gol divorato e una conclusione mancata prima di approfittare della sponda di Fauci e di mettere dentro la palla dell'1-0. E dunque scatta meglio dai blocchi la squadra di Abisso, che dopo 5 minuti e mezzo conduce. Lopresti, scodella in avanti, c'è il controllo di Sedita, spalla alla porta, poi il servizio e il lancio di Basile. Belmonte qui scavalcato dal pallone, allora può arrivare Spina che la tiene in campo, ancora Spina, dribbling sullo stretto dell'11, anzi del 7, l'11 gioca da quest'altra parte del Bosco. Qui passaggio sbagliato da Sutera, rimedia Parisi che interviene a rubare il pallone molto bene a Romeo, poi altro rimpallo che favorisce però questa volta la Panormus, che può scattare sulla sinistra ancora con Belmonte. Belmonte uno sguardo in mezzo, il cross fuori misura, allora si ripartirà dal fondo per un rinvio affidato a Giuseppe Pizzo, fin qui spettatore della partita dopo 6 minuti e mezzo. È chiaro che il tempo non manca. Ricordiamo programma già abbondantemente riempito per quanto riguarda la programmazione del canale YouTube di Sportisili TV, da dove state assistendo a questa partita. Ieri 4 match con il trittico targato settore giovanile Athletic Club Palermo, con le vittorie degli Under 15 Elite contro i Ciaculli e degli Under 17 Elite contro il Buon Pastore.
per finire con la sconfitta invece degli under 14 regionali contro l'Accademia, intanto che a questa punizione che va direttamente sul fondo da parte di Capitan Riccardo Bosco, trasmessa con tanto di highlights già online, la sfida di Agrigento della C1 di futsal tra la capolista Acragas e il Palermo Futsal Club. Vittoria larga da parte della squadra che ormai si appresta a mettere le mani sul campionato. Oggi pomeriggio altre 2 gare in diretta in programma, entrambe del girone A di eccellenza. Da Roberto Sorrentino di Trapani la sfida tra Accademia e Cus Palermo, e poi dallo stadio comunale di Bagheria la sfida tra il Bagheria Città delle Ville, intanto fuori gioco di Romeo. Bagheria Città delle Ville che ospiterà il Camarat, secondo in classifica, ricordo anche in serata, oltre agli highlights delle partite che stiamo trasmettendo live, anche gli highlights di altre 2 gare, ovvero il Licata che ricordo giocherà oggi pomeriggio tra le mura amiche contro il 90-011 Bagheria, e poi gli highlights della sfida di promozione girone B tra l'altra capolista, ovvero il Lascari Cefalù e il Gangi, derby madonita, tutto da seguire. Attenzione qui intanto allo schema da calcio d'angolo, conclusione che si perde fuori. Attacca la Panormus quando sta per scadere il 10° del primo tempo, pallone dentro, intercettato molto bene da Sutera, poi ancora attacco vivo con Giardina per la squadra guidata da mister Verdicaro, e qui perde una brutta palla con Di Gaetano, prova a ripartire la ATF con la giocata da parte di Spina, verticale, il suo passaggio intercettato da Riccardo Bosco, ma ancora TF. Qui gestione del pallone da parte di Lo Cicero che arma la corsa di Aiello a sinistra, si muove Bosco, si muovono anche i compagni in avanti, palla verso l'area di rigore, l'uscita comoda da parte di Geraci sulla testa di Randazzo. Qui la palla intercettata molto bene da Lo Cicero, poi l'errore, ma c'è stato un tocco col braccio e allora punizione Panormus all'11° minuto. La punizione battuta da Riccardo Bosco verso l'area avversaria, colpo di testa di Aiello, poi il controllo da parte di Vella che cerca anche il tiro, da dimenticare la sua conclusione. Tanto sicuramente condizioni non esaltanti per i ragazzi della Panormus, abituati a giocare tanto sul sintetico di Villa Sant'Alfonso, ma poi anche le dimensioni sicuramente più piccole del terreno di gioco di casa. Intanto controlla un perfetto da parte di Riccardo Bosco, Randazzo la lavora a spalle alla porta, sempre Randazzo col tocco un po' corto, alla fine arriva Lo Cicero a tenere il pallone, anche trattenuto il 4, come potete vedere dalle immagini. Alla fine il direttore di gara fischia fallo contro Vella, punizione TF. Direttore di gara che rettifica il punto di battuta della punizione prima di lasciarlo eseguire ad Aiello. Lo Cicero, tocco di Vitellaro per Parisi, allora può impostare dalle retrovie la squadra di Abisso
Altro tocco con un braccio, questa volta di Sutera, quindi palla persa malamente dall'11 in maglia nero-rosa, che deve difendersi da questo calcio di punizione in favore della Panormus. Tanto un po' di movimento in area di rigore, arbitro che va subito a interrompere qualsiasi accenno di mischia. Arriva il fischio per questo calcio di punizione. Lo batte Vella, è uno schema che riesce così. Interviene Spina, ma è comunque rimessa per la Panormus. In zona d'attacco, con la palla ancora per Vella, Campanile che scende fuori dal campo. Allora si ripartirà con un rinvio dal fondo per Giuseppe Pizzo. Vitellaro, Aiello, lungolinea a cercare, a trovare Antonino Bosco, il quale controlla in mezzo a due, poi esagera, alla fine perde una brutta palla, il numero 11. Si è giocato a spalla alla porta da parte di Basile, che poi allarga dalle parti di Di Gaetano, controlla a seguire non felicissimo, poi lotta lì in mezzo anche Giardina, alla fine riconquista Belmonte per la Panormus. Ancora Giardina, pressato, guadagna fallo laterale davanti alla sua panchina. E Di Gaetano che le esegue, Basile. Ancora Giardina, spalla alla porta, pressato da Mercurio, passa Giardina, poi il tocco di Belmonte, sbagliato. A quel punto si è anche esaurito il vantaggio che il direttore di gara aveva concesso per il contatto tra Mercurio e Giardina. Allora fallo laterale per la TF con Parisi che cerca di trovare Randazzo, poi Spina, giocata ancora sullo stretto, Lo Cicero prova a far partire Randazzo sulla corsa, è davanti e mantiene il vantaggio Riccardo Bosco, per Randazzo riconquista ma ha trattenuto. E allora punizione Panormus, battuta lunga, cerca la spizzata Romeo ma non ci sono compagni che possono approfittarne. Allora torna in possesso la squadra di casa, Antonino Bosco. Aiello deve giocarla, il terzino sinistro che alza la testa, prova a servire sulla corsa Bosco, una grande palla questa, Bosco prova ad arrivare, lo anticipa il suo alter ego dall'altra parte, ovvero Riccardo Bosco, poi mette il fallo laterale Fauci ed è rimessa per la Panormus. Si lotta lì in mezzo con la sponda tentata da Romeo. Parisi, controllo e rinvio su pressione, anzi si tratta di Sutera che poi in qualche modo libera la zona, ma c'è Basile. Basile prova ad andare a destra dove c'è Vella, controllo a seguire non perfetto, arriva Vitellaro a chiudere, poi Aiello in qualche modo, ma la sfera ce l'ha ancora la Panormus. Alla fine spazza Aiello, Fauci non riesce a staccare, poi il Randazzo scavalcato dalla palla, arriva Riccardo Bosco, poi Di Gaetano in avanti, cerca la giocata, in qualche modo gli riesce Belmonte, che poi passa al centro, ma trova Mercurio. Randazzo, spalla alla porta, corpo a corpo con Riccardo Bosco, l'arbitro fischia e premia la difesa del pallone da parte dell'autore di quello che fin qui è l'unico gol della partita. Lo Cicero, Aiello con spazio, una volta tanto si affida male al compagno, arriva però l'intervento ai danni di Seidita, viene chiuso nuovamente Aiello, attenzione però alla corsa da parte di Romeo, è costretto ad uscire dalla sua area di rigore Pizzo. Bosco, Aiello la calcia ma la palla era già uscita.
Rimessa per Lopresti. Cercato Romeo, serie di rimpalli con Vitellaro, poi palla in avanti, interviene Parisi che spazza via, Randazzo ancora una volta spalla alla porta contro Bosco, riesce alla spizzata aerea per servire Spina a duello con Riccardo Bosco, prova a tenerla, poi alla meglio il capitano della Panormus che allontana, colpo di testa di Vitellaro, arriva lo Cicero col controllo, pallone calamitato al suo destro, poi servizio largo per Aiello a sinistra, lancio di Aiello a cercare Fauci, colpo di testa importante da parte di Lopresti. Romeo deve difendere il pallone, lo fa in maniera egregia, poi Giardino non riesce a raccogliere il suo invito, allora Spina che parte, Spina rifermato, poi Di Gaetano ad allontanare su Romeo, a vuoto tutti, interviene Sutera, ancora una volta un po' titubante il numero 2 dell'ATF, in qualche modo la gioca su Mercurio. Randazzo sempre tirato giù, è sempre premiato dal fallo, qui Bosco non riesce a trovare contromisure diverse dal corpo a corpo falloso, già al secondo fischio contro il capitano della Panormus, che dunque spende il fallo, concede punizione. Una partita che dal punto di vista delle occasioni, della costruzione, si è un po' appiattita dopo il gol di Randazzo. Cresciuta la Panormus, TF che fin qui controlla bene, cerca anche di ripartire. Occhio però il calcio di punizione per la TF con la palla che viene fatta spiovere in mezzo, colpo di testa messo in calcio d'angolo da Locacciato, e allora secondo tiro dalla bandierina per la squadra di Mister Abisso quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Si può andare col calcio d'angolo con la palla che spiove, serie di rimpalli, poi allontana la difesa ospite. Romeo prova ad innescare la ripartenza con la corsa di Di Gaetano che accelera, sono in 5 della Panormus contro 4, il tocco largo con la palla messa in mezzo sul secondo palo dove c'è Vella che la fa scendere dopo il liscio dell'avversario. Vella propone il controcross, l'uscita di Pizzo. E qui non ha sfruttato bene la ripartenza la Panormus, era un 5 contro 4. Va detto che ha occupato bene gli spazi aerei di passaggio ATF in questa circostanza. Lopresti, verticale, intercettata dallo Cicero che può alzare la testa e avanzare, poi palla corta per Randazzo, letta bene da Riccardo Bosco. Basile, Di Gaetano, tocco centrale, Giardina, intercetta Mercurio, palla che viene fatta uscire in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Mister Verdicaro che continua a dare indicazioni. Stessa cosa la fa Abisso dall'altra parte. Belmonte prova a girarla, colpo di testa di Sutera, quello di Giardina, poi spazza Parisi, ma la palla ce l'ha ancora la Panormus con Lopresti. Alza la testa Lopresti che calibra questo traversone, il tocco con la testa di Vitellaro e poi l'uscita di Pizzo. Avanza al piccolo trotto Aiello che poi serve lo Cicero, e lui il catalizzatore del gioco dell'ATF. Poi Mercurio, tocco corto, ancora il capitano dei Nero Rosa che appoggia a Parisi, ora Vitellaro. Aiello chiama il movimento Bosco, Aiello può avanzare perché ha tanto campo da prendere. Lo Cicero, apertura a destra su Spina che può andare, altro dribbling di Spina che quando parte è difficile da prendere soprattutto sul breve. Mercurio, ancora Spina, questa volta spalla alla porta, non è il suo pane e si vede, alla fine perde palla ancora la Panormus. Qui Romeo, l'arbitro lascia giocare nel contrasto con Parisi, può avanzare Aiello ancora con tanti metri da prendere.
si appoggia da Bosco, 1 contro 1 con Vella. Bosco quasi da fermo, si appoggia allo Cicero, può essere anche zona di sparo per lui, decide di andare dentro da Fauci che in qualche modo la controlla. Mercurio va a calciare, sporco, diventa un assist per Fauci. Fauci! Sul fondo di poco, ma qui se l'è costruita molto bene Fauci. Ha fatto un ottimo lavoro sia nel lavoro spalla alla porta, sia poi nell'andare a raccogliere il tiro strozzato di Mercurio e poi trasformandolo di fatto in un assist. La palla è uscita veramente di nulla, non so se Geraci potesse farci qualcosa. Intanto la gestione da parte di Basile che va a lanciare su Romeo, troppo lunga la palla per lui. Arriva Pizzo che rischia qui con rimpallo e allora la conclusione vincente di Romeo che ci ha creduto, ha approfittato dell'erroraccio da parte di Pizzo e l'ha messa in fondo al sacco e all'improvviso arriva il pareggio della Panormus 1-1. Qui errore da matita blu e sono largo da parte di Pizzo e si trova all'improvviso a pareggiare l'ATF, una partita che per il momento dopo la prima metà di primo tempo sembrava quasi in gestione. Un minuto fa Fauci ha avuto la palla per il 2-0, adesso siamo qui a raccontare un 1-1, ma c'è ancora tanto da giocare, ci sono quasi circa 60 minuti e consideriamo naturalmente il recupero che arriverà in entrambe le frazioni per vedere ancora qualcosa. In cui partita ben giocata da entrambe le squadre a livello soprattutto di gestione. Fauci prova a scattare ancora una volta, Fauci viene chiuso dall'ottimo intervento di Locacciato che protegge l'uscita di Geraci. Va a rinviare lungo il portiere della Panormus, Parisi, stacca su Romeo. Mercurio, c'è il movimento di Spina, Mercurio prova a premiarlo, una gran palla questa, Spina la fa scendere, poi la controlla, la fa sua, Sombrero ai danni di Lopresti, poi la palla diventa buona per Randazzo, fermato al momento della conclusione. Poi fallo di Parisi. E Romeo che sta provando a salire di colpi dopo il gol. La battuta della punizione di Riccardo Bosco, poi l'appoggio largo su Lopresti, l'anticipo di Aiello che la mette in fallo laterale. Rimessa per Lopresti, cercato Giardina, colpo di testa, anzi si tratta di Seidita. Poi pallone che rimbalza più volte finché non arriva Riccardo Bosco. Basile al tempo di palleggiarla, Lopresti, scambiano i due, adesso ha spazio Basile per avanzare, decide di scaricare subito su Di Gaetano, poi Giardino anticipato da Mercurio, arriva Belmonte che la fa scendere, sarà fallo laterale per l'ATF. Randazzo, spalla alla porta, questa volta Riccardo Bosco interviene in maniera pulita, palla in fallo laterale e dialogo tra il direttore di gara e mister Verdicaro che protestava per l'assegnazione di questo fallo laterale. Alla fine altra rimessa per l'ATF con Fauci che lotta a spalla alla porta. Randazzo, giocata, poi servizio verso l'area dove c'è Fauci che arriva a Fauci, l'anticipo di Lopresti. Palla in angolo, regolare la posizione di Fauci, non era invece in posizione di ricezione Randazzo, anzi Spina, quindi bravo Randazzo, anche lucido a cercare il compagno giusto. Allora occhio al corner, il terzo per la TF in questo primo tempo. Pallone sul primo palo, tentativo di anticipo, poi ancora pallone che esce, sarà ancora angolo, quarto corner. Secondo consecutivo per l'ATF che dunque torna ad attaccare, questa volta giocata corta
con la palla poi messa in mezzo, bene, secondo palo, arriva a Randazzo dopo la deviazione, ma era in fuori gioco il 10. C'è la punizione che verrà eseguita da Locacciato, palla che arriva in qualche modo a Basile che la calamita sul piede, scivola di Gaetano, la palla esce, rimessa in zona d'attacco per l'ATF, a 12 più recupero dalla fine del primo tempo. C'è Sutera, Fauci prova a farla scendere, poi la controlla, la scarica ma non trova compagni, pallone spazzato via da Seidita, arriva Aiello, sempre con la pressione da parte di Romeo. Aiello calcia per il pallone, non rischia, ma la palla la trova ancora Seidita. Seidita alza la testa, cerca il cambio gioco, un'idea complicata da eseguire, intercetta Mercurio, poi lo Cicero, fermato da Basile. Aiello, Mercurio, facile a destra su Sutera, Randazzo, sponda per Spina, non precisa, palla che si perde oltre la linea laterale. Testa di Sutera, quella di Mercurio, alla fine arriva Giardina e fallo su Romeo, punizione Panormus. La battuta intanto palla lunga per Randazzo che può correre. Randazzo cerca di puntare, ancora Randazzo, evita Bosco, cerca compagni a servire, va dall'altra parte dove c'è Antonino Bosco, controllo, Bosco, palla in mezzo, Riccardo Bosco di testa. Qui non sfruttata bene questa ripartenza che era molto propizia per l'ATF, e allora attenzione perché corre dall'altra parte Giardina. Giardina fermato. Qui trattenuta ai danni di Basile che non apprezza per alla fine i due si spiegano, scambio di 5 tra i due. Tanto siamo entrati negli ultimi 9 minuti più eventuale recupero di questo primo tempo molto equilibrato, come dice anche il risultato. Intanto occhio alla punizione con Riccardo Bosco che la va a battere verso l'area dell'ATF, pallone che scende, costretto a usare i pugni per metterla in calcio d'angolo Pizzo. Andrà Di Gaetano col piede sinistro. Quindi effetto a rientrare, alla fine se ne va Di Gaetano, la lascia battere a Basile. C'è uno schema con Romeo che non riesce a innescare i compagni, poi arriva Randazzo, controllo e girata perché arriva la corsa di Aiello
Aiello può sprintare, viene forse leggermente spintonato da Seidita, in ogni modo la palla ce l'ha ancora lui. Lancio in verticale per Antonino Bosco, fermato da Lopresti, rimessa in zona attacco per l'ATF. Invece cambia idea il direttore di gara, la rimessa palla Panormos. Invece colpo di testa di Seidita. Qui Fauci non riesce a controllare, spazza Basile. Di testa Parisi, Mercurio arpiona il pallone. La giocata verticale di Sutera intercettata da Giardina, poi arriva Spina in mezzo a due, riesce a giocarla. Lo Cicero, controllo e girata a sinistra dove c'è Bosco, controlla Bosco, riesce a prendere centro per verticale, questo pallone troppo lungo per Fauci, uscita da parte del portiere Geraci. Giardina resiste, poi cambia gioco, lo fa male per Vella. Lo Cicero, Vitellaro e Parisi a orchestrare da dietro la nuova azione dell'ATF. Mercurio, Sutera, ancora Mercurio che ricomincia dai suoi difensori centrali. Aiello vuole la palla allo Cicero, invece si va ancora da Bosco, fermato da Seidita, poi spazza Lopresti. Occasione molto simile a quella del gol della Panormus, alla fine Parisi gioca con Pizzo. Randazzo, sponda per Spina. Spina, palla per lo Cicero, chiedono l'uscita del pallone, il conseguente fallo laterale. I giocatori della Panormus non ascoltati dall'arbitro. Aiello avanza, diventa zona tiro, palla sparacchiata. E invio dal fondo, a 5 più recupero dalla fine. Fauci va a pressare e guadagna il fallo laterale. Qui buona giocata di energia, di voglia del numero 9. La rimessa per Aiello. Fauci cerca la sponda, poi Lo Cicero. Conclusione, uncinata che si perde fuori. Questo è l'intervento della panchina della Panormos, c'è a terra Lo Cacciato. Si rialza il numero 4, evidentemente un po' di terra in faccia. Si riprende con la Panormus momentaneamente in 10, anche se adesso viene fatto rientrare Lo Cacciato. Spina con la riconquista,
Randazzo in qualche modo la tiene, poi cerca di andare a Bosco, vince un rimpallo, Randazzo calcia, blocca senza grossi problemi Geraci. Basile controlla a seguire sulle sue piste Fauci, allora pallone allargato su Di Gaetano, anche lui pressato da Spina. Di Gaetano calcia addosso al 7, forse c'è un tocco col braccio, si continua a giocare. Randazzo può avanzare, si propone Bosco, la palla è per lui, ma viene intercettata bene da Seidita, ancora riconquista però l'ATF. Mercurio, palla in verticale, intercettata, poi torna in possesso Di Gaetano, sempre contro Spina. Di Gaetano trova Giardina, tocca male per Di Gaetano, qui gestita male la palla dai giocatori in maglia blu. Allora TF di nuovo in possesso, occhio perché Spina ha evitato l'intervento dell'avversario, poi tocco dentro per Fauci, anticipato da Lopresti. Alla fine Randazzo si accontenta di ripartire col fallo laterale in proprio favore, 100 secondi, poi recupero se ce ne sarà. E TF e Panormus sono sull'1-1. Qui colpo di testa, poi serie di rimpalli, arriva Antonino Bosco, spalla alla porta, prova a girarsi Bosco, c'è anche Fauci, ancora Bosco, insiste, viene fermato, poi la palla viene raccolta da Mercurio che prova a mettere ordine andando da Aiello. Aiello riesce ad andare da solo, evita Vella che lo trattiene, calcio di punizione, cartellino giallo, il primo della partita, ma soprattutto occhio a questo piazzato per l'ATF. Porta in porta. Sulla palla c'è Lo Cicero, 2 in barriera per Geraci, fischia l'arbitro, la rincorsa di Lo Cicero che cerca il primo palo, la tocca Geraci, palla in calcio d'angolo. Due minuti di recupero da quando verrà battuto l'angolo, quindi si chiuderà a 42. E ancora un'occasione da palla inattiva per l'ATF con l'angolo battuto da Bosco. Gioca corto lo scambio con Spina che si chiude male. E allora vediamo se riparte la Panormus col pallone per Romeo. Trattenuto, giallo anche per Sutera. E dunque un giallo per parte. Dopo Vella tocca a Sutera. Allora punizione Panormus con Riccardo Bosco che cerca l'area avversaria, pallone che rimbalza, alla fine arriva senza grossi problemi Pizzo che prova a rilanciare subito. Spina. Mercurio. Pressato da Basile che lo tira giù, punizione. Spina. Prova ad andare in verticale, interviene Riccardo Bosco, aveva allontanato da Basile. Romeo, fallo di Parisi. Dovrebbe essere questa l'ultima palla del primo tempo. Con Romeo ancora giù.
Sulla palla c'è Giardina, fischia l'arbitro. Giardina, palla che arriva verso l'area, interviene Mercurio, poi Fauci prova ad aprire, non riesce ad arrivare Antonino Bosco, ma su questa palla finisce il primo tempo e 1-1 dopo la prima frazione tra TF Panormus. Era passata in vantaggio con Randazzo la squadra di Mister Abisso, poi tradita dai suoi difensori e dal suo portiere in occasione del gol del pareggio firmato da Romeo. Ora qualche minuto di break anche per noi, immagini come di consueto dai campi targati Sportisili. A tra poco. Sfida delicata, autentico scontro per la sopravvivenza è quello che si gioca allo stadio Bruccoleri di Favara tra il Castrum Favara di Mister Infantino e la CR Messina di Vincenzo Feola. 26esima giornata, ne mancheranno altre 8 prima della fine di una stagione fin qui avara di soddisfazioni per i padroni di casa, mentre va all'inseguimento la compagine ospite. Andiamo col film della partita a cura, come di consueto, di Giuseppe Montalbano, col primo tentativo col colpo di testa di Trasciani bloccato da Di Silvestro dall'altra parte. Calcio di punizione reclamato dal Castrum Favara per questa trattenuta evidente ai danni di Varela, non fischiata dal direttore di gara il signor Paccagnella di Bologna. Poi dall'altra parte la bomba di Touré che va a sbloccare il risultato, un'autentica saetta che bacia la faccia interna della traversa e poi si va ad insaccare alle spalle dell'incolpevole Di Silvestro. Vantaggio per il Messina con Touré che trova una perla di assoluta bellezza. Prova a rispondere il Castrum Favara qui con il colpo di testa un po' sporco da parte di Capitan Varela con la sfera che si perde a fondocampo. Poi calcio di punizione da parte di Piazza, si deve esaltare Giardino per mettere la palla sopra la traversa e poi in calcio d'angolo dal quale arriva un altro tentativo, questa volta con il colpo di testa di Demin che si perde fuori. Con le immagini passiamo alla ripresa con il primo attacco da parte del Castrum Favara con Lomolino che mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Varela con la palla bloccata senza grossi problemi da Giardino. Poi seguiranno una serie di tentativi dalla distanza abbastanza velleitari da parte della formazione guidata da Infantino, con altre parate da parte di Giardino. Poi questo tentativo dalla distanza da parte di Piazza con la sfera che si perde fuori. Poi altro colpo di testa ancora del numero 10 del classe 2002 con la sfera che si perde a fondo campo. Tanta tensione, in effetti ci si gioca tanto al Bruccoleri in questo pomeriggio. Alla fine ne fanno le spese un dirigente del Castrum Favara e Mister Feola, entrambi ammoniti dal signor Paccagnella. Poi c'è questa azione, c'è questa trattenuta all'interno dell'area di rigore di De Caro ai danni di Varela. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Siamo al 95esimo minuto, tutta la pressione sui piedi di Nacio Varela che prende la rincorsa, guarda la porta e spiazza Giardino per il gol che vale il pareggio, per il gol che vale l'1-1. L'esultanza rabbiosa sotto la curva nord da parte del capitano del Castrum Favara che evita una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della condanna forse definitiva per il Castrum Favara, che pareggia contro la CR Messina e poi va sotto la curva nord per andare a sentire il parere dei tifosi. Da Sportisili è tutto, alla prossima. La gente di Cammarata con la birra in mano e la montagna nel cuore per applaudire i propri beniamini che oggi giocheranno contro una Folgore Castelvetrano alla ricerca di punti importanti per quantomeno giocarsi la salvezza agli spareggi in retrocessione. Un saluto qui da Gabriele Rivetta, benvenuti dal video di Marco di Cammarata. Oggi Camarat contro Folgore Castelvetrano. Occhio proprio al tiro provato dal numero 18 D'Amato che ha già sbloccato la gara. Un fulmine della Folgore, il Camarat, il gol della Folgore. Ora occhio a Pane che entra in aria al rimorchio, Marchica murato sulla linea, chiama palla Pisciotta che va a sinistra a giro, può andare Pane, pallone che passa Pierce, bloccato da Vianzon, calcio d'angolo. Bloccato Marchica, prova a mettere questo cross al centro, in realtà diventa un tiro e si deve impegnare Castiglione. Pane prova lui col destro, 90 secondi di Amato, ancora Pane, allora di Marchica! Va Pisciotta stavolta, ma
il risultato non cambia, palla fuori. C'è questo calcio d'angolo già battuto, Pane mette il pallone di nuovo al centro, Castiglione con un riflesso incredibile, evita il 2-1 che vede Baio, cross al centro troppo lungo, può però avventarsi nuovamente Guerrero Ferreira che si fa fare fallo, anticipa il suo avversario e conquista calcio di rigore. Può andare Pierce, la sbaglia! Pierce, adesso occhio, questo pallone buono in aria, Castiglione fa una grandissima parata, si è infilato perfettamente Marchica. Oh, qua nel frattempo occhio perché ha perso il pallone, centrocampo del Camarat e poi traversa piena colpita da Diallo. Baio, Pisciotta, Pane, mette al centro, Pane, Castiglione non si fida della presa e arriva il palo vero di Marchica che poi non riesce a girare, incredibile, carambola impazzita nell'area di rigore della Folgore. Pane, va direttamente in porta, Castiglione, volo pittarico e la toglie dalla rete. C'è sempre Pisciotta, pallone per Mirabelli che scarica il destro, rimane in aria il pallone e c'è il 3-1, annullato il gol per posizione di fuorigioco. Come gioca bene il Camarat sulla tre quarti, ancora Guerrero, può andare cross al centro, Marchica scavalcato ma può tornare sulla sfera. Pierce prova a coordinarsi, stoppa per la destra, Castiglione ancora e poi Marchica era in fuorigioco. Pisciotta, sempre lui, Pisciotta ancora, la giocata per Pane, Jansson diventa portiere e un po' spegnendosi come tutto l'attacco rossonero. Qua rilancio per Pierce, ottimo controllo, Pierce va con lo scavalco, Nacho Pierce, tanta confusione, esce il Camarat ancora con Guerrero, il tacco al centro, Marchica colpisce male Pierce, palo gol ancora Nacho Pierce. E Famiano a vuoto, occhio perché c'è D'Amato in aria, D'Amato prova il tiro, Banfi. Nel frattempo occhio perché il pallone è passato, ancora Camarat con il sinistro sprozzato, scende, perde palla e può andare a porta libera, Marchica che mette al centro, per Pisciotta non arriva per poco, c'è Crescente più lontano, pallone che arriva proprio nel gruppone e c'è la rete di Lippo. Palma olimpica, va lontano, non perfetto e Pane poi, Pisciotta, tutto buono, Pisciotta non salta il portiere e poi arriva il 5-1 e lì in alto e manda un chiaro segnale. 5-2. 5-2, Raga, ma vince il Camarat. La tripletta di Pierce, il gol iniziale di Marchica che aveva risposto al vantaggio della Folgore dopo 90 secondi. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida che vede scendere in campo di Club Palermo e Paterno Calcio, una gara valevole per il campionato Under 19, si tratta della Juniores. Poi Gran Mauta fa una bella giocata in mezzo a 2, in mezzo a 3, un piccolo rimpallo, poi calcia col mancino e la sblocca subito, 3:32 sul cronometro, Fabiano Gran Mauta fa un grande gol. Su quell'auto di destra sta veramente immaginando chilometri su chilometri Massei, gran giocata ancora una volta, c'è una palla in verticale, un rimpallo, favorisce Martinez che può puntare la porta, Martinez non se lo fa ripetere 2 volte, sfrutta lo spiraglio e la grande palla di Massei, pizzico di fortuna per il rimpallo, ma poi Martinez fa tutto benissimo contro Ghiaria, 2-0. Vuole la giocata, poi forse commette fallo ma si continua, non c'è vantaggio, Martinez gran palla adesso per lo scatto di Marotta che salta il portiere, Marotta entrerà con tutto il pallone in porta ed è 3-0, ma che palla ha dato Martinez, mamma mia che palla di Martinez, suo è stato il terzo
Frattempo, palla in verticale con l'aggancio di testa da parte di Lo Piccolo che è molto largo, mette dentro sul primo palo, sbuca, la palla rimane lì, Marotta! E fa poker 4-0. È tutto facilissimo per la TD Club Palermo. Secondo me poteva anche provare la giocata solitaria. Non l'ha fatto, poi una bella giocata invece in verticale, poi il gol di Lo Piccolo che si iscrive anche lui nel tabellone dei marcatori 5-0, ma che palla meravigliosa che è arrivata direttamente dalla fascia destra. Esterno preciso per Conforto che questa volta è tutto regolare, può calciare Conforto, salta il portiere Conforto ed è 6-0, minuto 73 di gioco. Se l'è meritato questo gol perché è entrato benissimo in campo e fa 6-0. Di Marchese ma è sempre presente col culo dell'Atletic, in questo caso Greco, c'è Conforto sulla fascia sinistra, invece la palla in verticale per Cagnoto che la tocca il poco che basta e non sbaglia, si inserisce perfettamente, fa 7-0, però che palla di Greco, mamma mia che palla. Poi Marotta riconquista ancora il pallone, mettendo sul primo palo e poi non sbaglia chiaramente. Mazzè, l'avevamo detto, voleva iscriversi nel tabellino dei marcatori. Ancora una volta errore difensivo da parte delle Paternò che regala l'8º gol alla del club Palermo. Greco fa un bel lavoro qui. Si prende la fascia a sinistra, lo fa anche molto molto bene Greco, c'è Conforto vicino a lui, lo serve adesso, Conforto mette dentro questa palla, rimorchio, la controlla e poi non sbaglia il capitano, Nunzio Marotta ne fa ancora un altro, De Tris 9-0. Torniamo live dal velodromo, dal stadio Franco Monaco. Il velodromo è stato ieri pomeriggio e sarà per le prossime settimane. Secondo tempo di TF Panormus, giornata numero 14 al campionato riservata agli allievi regionali Under 16 girone A. Cambi in casa TF con l'uscita di Sutera, uno degli ammoniti della partita. Cambia un po' alla Pippo Inzaghi, se possiamo dire. Al suo posto dentro col numero 14 Antonio Cutugno. Per il resto è tutto uguale rispetto ai primi 42 minuti, quindi si riparte sull'1-1 maturato grazie all'iniziale vantaggio firmato dai padroni di casa con la rete di Randazzo, al quale ha risposto in maniera anche un po' fortuita Romeo per l'1-1 che per il momento è il punteggio di questa partita. Andiamo allora con le formazioni partendo proprio dall'ATF che schiera in porta Pizzo, in difesa a destra adesso c'è Cutugno, a sinistra Aiello, i centrali Vitellaro e Parisi, in mezzo al campo Lo Cicero e Mercurio con gli esterni che sono Spina e Bosco, lì davanti a duettare Fauci e Randazzo. Risponde la Panormus con in porta Geraci, i terzini sono a destra Lo Presti, a sinistra di Gaetano, i centrali Lo Cacciato e Riccardo Bosco, in mezzo al campo Giardina e Seidita con Basile a fare così da alternanza tra centrocampo e tre quarti. La punta la fa Romeo, a destra gioca Vella, a sinistra gioca Belmonte. Dopo questa azione andrò anche ad annoverare le due panchine, fermo restando che un cambio è già stato eseguito, quello che vi ho appena raccontato, Cutugno al posto di Sutera per l'ATF. Eccolo Cutugno che controlla, palla per la corsa di Spina, fermato dall'intervento di Gaetano. Andrà con le mani proprio il numero 14 appena entrato. Palla verso l'area, Randazzo con la sponda, pallone che arriva da Bosco, poi Lo Cicero, dopo la respinta, ancora Lo Cicero lotta, che ad un tocco col braccio l'arbitro lascia giocare Cutugno. Parisi, Mercurio, sempre con ordine, tocco largo per Cutugno che arriva sul fondo, evita l'intervento di un avversario, propone in mezzo il pallone, Randazzo arriva, poi la chiusura da parte della difesa in maglia blu che in qualche modo allontana, ma attacco ancora buono, ancora vivo per l'ATF che ha iniziato forte questo secondo tempo. Cutugno, Parisi addirittura in proiezione offensiva da esterno di destra, Spina col dribbling, tocco ancora largo per Cutugno in posizione regolare, Cutugno, Spina, tutto chiuso e là ricomincia le retrovie la TF. Vitellaro, tocco largo per l'avanzata di Aiello,
fermato il suo passaggio, all'attenzione perché può ripartire la Panormus. Vella contro Vitellaro che resiste, poi va giù, Vella, l'arbitro lascia correre, non c'è nulla secondo lui. Antonino Bosco col controllo, palla che è uscita. Allora andiamo a vedere le panchine, partendo da quella dell'ATF, col secondo portiere Casamento, poi Damiata, Abate, Sorce, Rimini e Sabella. In panchina invece per la Panormus il secondo portiere Mancuso, poi Corvaia, Vincenzo Sedita, Enrico Mancuso, mentre l'altro è Jimmy Pio Mancuso, Milia, Buccafusca, Dalia e Inguglia. Occhio alla corsa di Antonino Bosco che si invola. Bosco arriva sul fondo, viene fermato dall'ottimo intervento da parte di Gaetano per rimanere a terra il numero 11 in maglia rosa. Sarà calcio d'angolo e sarà il quinto della partita per l'ATF. Battuta direttamente verso la porta con la palla che esce senza arrivare neanche in area. Allora si ripartirà dal fondo, si ripartirà da Geraci. Mentre per il momento situazione abbastanza statica sulle due panchine, non si muove nulla. I due tecnici Abisso e Verdicaro che non vogliono toccare nulla per il momento, anche perché la partita è ben giocata da entrambe le squadre. Qualche piccolo errore tecnico, ma in cui tanto equilibrio. Belmonte. Vella converge, viene incontro e riceve l'autore del gol Romeo. Giardina prova a passare in mezzo a due, lo ferma Parisi, poi cerca la sponda Fauci che viene scavalcato del pallone, allora interviene, lo cacciato. Seidità affrontato, riesce a resistere, poi ancora in azione individuale, chiude Vitellaro, poi palla in fallo laterale. Di testa Iello, poi Antonino Bosco protegge, la gioca sullo Cicero. Fauci può avanzare, Fauci se la sposta, cerca di giocarla, poi c'è il fallo da parte di Lopresti, punizione TF. Mercurio. A testa alta il capitano dell'ATF si appoggia a Cutugno, subito molto coinvolto nelle giocate offensive della squadra in maglia nero-rosa. Vitellaro, palla per Aiello. Aiello rischia di allungarsela, poi resiste all'attacco di Vella che commette fallo secondo il giudizio arbitrale. Altra punizione per la squadra di casa. TF che ricordo ha iniziato questa partita praticamente a ridosso della zona playoff, mentre la Panormus ha bisogno di punti per tenersi lontano dalle posizioni che valgono invece i play-out di questa categoria. La punizione con lo Cicero che gioca corto. Aiello calibra il cross, colpo di testa di Lopresti, poi arriva ancora Aiello in anticipo. Aiello sul piede che in teoria sarebbe il debole, calcia comunque inquadrando la porta. Para Geraci che va a rinviare, chiude Cutugno, poi subentra Spina. Mercurio, lo Cicero. Lo Cicero vede il movimento di Cutugno e lo premia. Cutugno in 1 contro 1, se la porta ancora sul fondo. Cutugno, serie di finte, arriva anche Spina che rimane fermo sui blocchi e quindi non la riesce a giocare. Poi Mercurio allontana addosso a Riccardo Bosco. Romeo viene anticipato da Vitellaro che lancia in avanti, Randazzo in fuorigioco.
a nulla vale il successivo pallonetto da parte di Randazzo, autore del primo gol della partita. Punizione per Riccardo Bosco. Prova a prolungare sei dita, poi lancio di Aiello, ancora a cercare di premere Randazzo e prova a prendere il tempo all'avversario. Randazzo chiuso però da Riccardo Bosco, che poi rischia una giocata. È fortunato perché Randazzo letteralmente pattina sulla terra battuta del Francolo Monaco. Poi commette fallo il numero 10 di casa. Basile. Anticipo da parte di Cutugno. Spina. Fermato Spina dall'ottimo intervento da parte di Belmonte. Poi Giardina addosso a Spina. Nuovamente Giardina che la tocca nuovamente male. E allora Cutugno prova a spingere. Cutugno fermato all'intervento di Di Gaetano. La giocata in avanti. Le lunghe leve qui di Parisi. Poi è bravo anche Vitellaro ad appoggiare su Mercurio. Lancio di Mercurio. Spina in fuorigioco. La battuta da parte di Capitan Bosco, ultimo tocco di Romeo, rimessa per l'ATF con Cutugno. Lo Cicero se la orienta per andare a servire Vitellaro, il quale gioca subito veloce da Aiello. Aiello alza questa palla in direzione di Antonino Bosco, inseguito da Lopresti. Bosco controlla, tiene la palla in campo, poi calibra questo cross, pallone allontanato, poi l'aggancio elegante di Sedita, la palla spazzata in avanti verso Romeo. Romeo scortato fuori da Vitellaro, palla in fallo laterale. Trascorsi i primi 10 minuti di questo secondo tempo. Parisi. Cutugno ancora per il 6. Vitellaro. Aiello, qui controllo non perfetto, va a contrasto e commette fallo. Non gradisce, non so se siete riusciti a sentire, ma non ha particolarmente gradito Mister Abisso, che inizia anche a preparare qualche mossa. Battuta della punizione per Riccardo Bosco. Colpo di testa di Lo Cicero. Ancora maglie blu a riconquistare con Basile. Seidita va a calciare. Seidita! La palla spiove non lontanissimo dai pali. Qui ha già riconquistato palla la Panormus con Giardina, che però sbaglia il tocco in verticale. Qui rischia con questo passaggio Vitellaro. Antonino Bosco bravo a impattare e poi a servire i compagni. Sbaglia poi Vitellaro e allora Basile. Occhio qui allo scontro. Qui non era riuscito
a prendere posizione Belmonte per prendere la palla, però gli è franato letteralmente addosso Cutugno. Punizione Panormus. Occhio a questo calcio di munizione per la Panormus, c'è Riccardo Bosco che calcia verso la porta, non perfetto, ma riesce comunque a tenerla. Pizzo. Poi è rimessa per la Panormus. Giardina la tiene, poi va a contrasto con Fauci, l'ultimo a toccare è proprio il numero 6 ospite. Rimessa per Aiello, palla messa in fallo laterale qualche metro più avanti dall'intervento di Locacciato. Ancora intervento, poi il Randazzo prova a farla scorrere contro Bosco che trattiene, l'arbitro lascia giocare. Parisi, Cutugno, lungolinea subito letto da Belmonte che la mette in fallo laterale. Rimessa del numero 14, poi Randazzo cerca la sponda, fermato da Bosco, subentra nell'azione Romeo, ma Mercurio gliela porta via in maniera regolare. Lo Cicero, tocco largo per Aiello che può sgasare ancora a sinistra. Fauci la tiene al limite, cerca ancora la sponda per Lo Cicero, qui intelligente Fauci nella gestione. Aiello, ancora Lo Cicero cerca luce per una giocata, poi Aiello in qualche modo cambia fronte, va da Spina. Mercurio allarga ancora, legge bene la situazione di Gaetano che intercetta e prova anche a ripartire. Vince il rimpallo con Di Mercurio, con tocco. Cutugno avanza di Gaetano, gli sbarra la strada, gli porta via la palla, poi ancora Cutugno che insiste, la rimessa è per l'ATF. Di Gaetano che non ci sta, ma la decisione è corretta. Rimessa proprio per Cutugno, colpo di testa di Bosco pericoloso all'indietro, alla fine allontana Lo Presti, scatta prima Romeo che prova a prendere il tempo a Vitellaro, bravo il centrale a mettere in fallo laterale, ma c'è un cambio per l'ATF con Fauci che lascia il campo. L'ingresso in campo di Cristian Rimini, maglia numero 17. Minuto 57 che sta per scadere. Rimessa per la Panormus con Di Gaetano che si appoggia a Basile. Cambio gioco, dall'altra parte qui scavalcato Aiello, la palla diventa buona per Vella. Aiello però resta lì e gliela porta via. Poi però è bravo Vella, anche col dribbling, allora prova ad andare Vella, guarda in mezzo ai compagni, cercato il pallone dentro, ma è bravo Cutugno a leggere bene. Bosco, colpo di testa sul quale arriva prima Locacciato. Lo Cicero,
Non controlla bene allora Panormus che riconquista. Bravo ancora Aiello. Chiusura ai danni di Rimini. Adesso Rimini gioca largo sull'out di sinistra. In attacco con Randazzo gioca Bosco. E fallo laterale diventa per la Panormus. Qui qualche dubbio sulla scelta arbitrale. Stacca Aiello di testa, poi Rimini controllo e lancio verso Bosco. Riccardo Bosco di testa, ma c'è Randazzo che prova ad arrivare. Mercurio, palla per Spina, posizione regolare, Spina davanti al portiere, sterzata, ancora dribbling, Spina calcia addosso a Geraci, sprecando una palla gol importante. Era fallo laterale per l'ATF, forse galvanizzata da questa giocata, da questa azione di Spina. Allontana Lo Presti, poi arriva Vitellaro, Lo Cicero, cerca Mercurio, l'anticipo regolare da parte di Giardina, occhio all'uscita di Pizzo, questa volta precisa. A terra Mercurio. Si va a sincerare le sue condizioni il direttore di gara. La rimessa con Parisi a vuoto, Vitellaro deve inseguire, lancia in maniera pericolosa ma alla fine trova Lo Cicero. Lo Cicero che lancia, cerca Antonino Bosco, poi arriva Rimini, tocca ancora per il numero 11 che può correre inseguendo il pallone. Eccolo Bosco, sterzata, poi pallone dentro l'area a cercare Rimini, anticipato ancora l'11 in maglia rosa. Lo Cicero alza la testa e calcia, tiro ribattuto, poi forse con una mano Belmonte, non secondo l'arbitro, e poi pallone spazzato via in fallo laterale. Ora i cambi, anzi un cambio solo per la Panormus, sta entrando Milia, il numero 16. L'uscita dal campo di Vella, quindi fuori il 7 dentro il 16, quando siamo a metà esatta del secondo tempo, 20 minuti 30 secondi. La rimessa per Cutugno in area, colpo di testa di Riccardo Bosco, poi la gira via Giardina. Romeo prende bene posizione su Vitellaro, va giù Romeo, è tutto regolare. Antonino Bosco si può girare, cerca di scucchiaiare per Spina, una buona palla, Spina! 2-1 TF, ma qui l'invenzione da parte di Bosco e alla fine Spina parte sul filo del fuorigioco e batte il portiere. 2-1 TF. La squadra si è equamente divisa nell'andare ad esultare, un po' con Spina per il gol, ma un po' con Bosco che ha dato veramente una gran palla, con i tempi giusti, calibrato al millesimo di secondo. Per innescare il compagno in area. Tanto ancora cambi per la Panormus, entra Dalia ed entra anche Corvaia, vanno fuori Belmonte e Giardina. E dunque a 18 più recupero dalla fine, torna a comandare, torna a guidare il risultato la squadra di Abisso, in quella che è stata forse la prima vera giocata di qualità che Bosco è riuscito a fare in partita, e subito a innescare
i compagni del reparto offensivo. Ospina, che era stato uno dei più pericolosi nel primo tempo e che ha trovato questo gol pesantissimo per quello che è l'obiettivo playoff dell'ATF. Qui intanto allontana bene Vitellaro, poi il servizio per la corsa ancora di Spina che può andare, si muove Randazzo sul filo del fuorigioco, la palla è per lui, Randazzo prova ad arrivare in anticipo sullo cacciato, Randazzo accelera, uno sguardo in mezzo di Randazzo che deve preoccuparsi di tenere la palla in campo, non ci riesce, sarà rinvio dal fondo. Qui chiaramente il fondo del Franco Lo Monaco non aiuta, soprattutto quando c'è da tenere palla, da controllare la palla, intanto va fuori proprio Randazzo, l'autore del primo gol di questa giornata. L'ingresso in campo con la maglia numero 16 di Gabriele Sorce. 16 minuti più recupero per lui. Va a rinfoltire il centrocampo. Abisso, adesso attacco Bonsai con Rimini e Spina a supporto di Bosco. Colpo di testa proprio del nuovo entrato Sorce. Poi lotta 6 dita, riconquista Rimini per l'ATF, arriva Aiello, ancora 6 dita a lottare, ancora Aiello a riconquistare. Lo Cicero allarga a destra con ordine da Cutugno, poi Spina, il dribbling che riesce a Spina che poi prova a convergere, se la allunga un po' troppo, subentra nell'azione proprio Sorce, Cutugno, sterzata, viene anche trattenuto, si gioca, Sorce, Lo Cicero, Spina, cambio gioco, Mercurio la lascia sfilare perché stava arrivando Aiello, c'è anche Rimini a dare una mano, Aiello cerca proprio il 17, ma la palla è uscita. Rumoreggia il pubblico presente. Qui rischia qualcosa e perde palla Basile. Antonino Bosco giù col fallo. Va subito a chiedere scusa Lo Cacciato per questa punizione in favore dell'ATF. A poco meno di un quarto d'ora più recupero dalla fine. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Lo Cicero direttamente sul muro, ancora Lo Cicero in possesso, il tocco largo per Aiello, palla che arriva in aria, interviene 6 dita. Romeo, ennesimo duello spalla alla porta, perso contro Vitellaro questa volta. Lo Cicero, Aiello, scodella verso Bosco che è in fuorigioco. Intanto il direttore di gara va a scambiare 2 chiacchiere con mister Abisso. Punizione punizione Panormus, siamo nel campo storicamente della Parmonval. Lo Cicero, controllo sospetto, con un braccio secondo l'arbitro. E Riccardo Bosco a battere la punizione. Battuta lunga di Riccardo Bosco. C'è il controllo qui
da parte del nuovo entrato Dalia, che viene però fermato. La corsa qui da parte di Spina, Dalia trattiene, giallo. La punizione per Cotugno che appoggia allo Cicero. C'è il movimento di Antonino Bosco, questa volta in posizione regolare, esce in maniera puntuale Geraci. Rilancio più alto che lungo in realtà, scavalcato Mercurio, arriva Iello, prende la rincorsa e salta, però palla per Basile che scodella in avanti. Dalia, controllo, prova ad andare, su di lui Cotugno che interviene in maniera regolare, subendo forse anche un contatto. Poi rimpallo favorevole per Sorce, Spina, fermato, poi insiste ancora Riccardo Bosco a portargli via la palla. Di Gaetano, corre, palla in avanti, intercetta Parisi. Spina, rientrato dal fuorigioco, non riesce a tenerla. Tanto cure per Cotugno, intanto cambio dall'altra parte, Inguglia al posto di Lopresti. C'è la rimessa per la Panormus, quindi Gaetano che non trova Dalia, il quale poi arriva sulla seconda palla, lo ferma Parisi. Qui pallone intercettato, Spina interviene, poi attenzione al limite perché c'è Seidita col destro, palla fuori. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, più recupero. Lo Cicero, poggia Vitellaro, Aiello, lungolinea da Rimini che si gira e prova a lanciare ancora verso Bosco, palla in fallo laterale però. Rimessa per Basile. Basile vede il movimento di Dalia, lo serve, Dalia è partito in posizione regolare, il controllo non è perfetto, è migliore l'intervento di Cotugno. Spina, prova a passare, ancora Spina, regge l'urto, poi tocco troppo lungo per Cotugno. Rimessa per Di Gaetano. Romeo, la gira Seidita. Pallone intercettato da Rimini che poi conta i rimbalzi, ancora Seidita col taglia fuori. Basile. Servizio per Locacciato che alza la testa, avanza. Poi tocco a destra con Inguglia che controlla male, concede rimessa agli avversari che adesso iniziano anche a giocare un po' col cronometro. Aiello, Lo Cicero,
Parisi. Cutugno, Lo Cicero cerca di scavalcare per Spina, che riesce anche a controllare. Spina allunga la falcata, lo ferma Di Gaetano. Sarà comunque calcio d'angolo per l'ATF. Non sta rischiando nulla. È andata la bandierina proprio con l'uomo che sta decidendo questa partita, ovvero con Matteo Spina, che scambia con Bosco. Ancora Spina, prende il centro, calcia Spina e la mette in calcio d'angolo Geraci. Intanto da recuperare il pallone, che viene destinato nuovamente a Spina. Pallone questa volta al limite dell'area, conclusione, respinta sulla linea, poi ancora pallone buono. Rimini prova a destreggiarsi, pallone in mezzo, controlla Basile. 6 dita col tocco anche dell'arbitro. Pallone che verrà scodellato alla Panormus. Pallone già giocato in avanti. Vitellaro senza pensarci due volte. Basile all'indietro, pericoloso, dove c'è Inguglia che non può tenerla. E allora fallo laterale per la TF, ma prima cambi per la Panormus. Escono Locacciato e Romeo, entrano col numero 14 Vincenzo Seidita e col numero 17 Buccafusca. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, poi sarà solo recupero. Qui Riccardo Bosco svirgola, interviene Di Gaetano, poi Rimini di testa e calcia lontano Basile per provare ad armare la corsa d'Italia. Interviene però Parisi, quantomeno per far riposizionare i compagni. Giardina, anzi Pio Seidita, fermato. Ricomincia indietro Corvaia, poi la pressione su Di Gaetano che serve indietro Geraci. Pressa alto Spina, rischia qui Geraci, ma alla fine ritrova Di Gaetano, sul quale interviene però in maniera positiva Sorce. Sorce riconquista, forse subisce una carica, così è. Qui particolarmente rude Sorce, alla fine l'arbitro lo punisce col calcio di punizione. Pallone messo in mezzo, colpo di testa. Qui rischiano di scontrarsi in due, alla fine Cutugno prova ad allungare la falcata, la palla non esce. Cutugno mette in mezzo, Bosco col controllo a seguire, ad anticipare l'avversario. Bosco ancora a spalla alla porta, sbaglia lo scarico. Spina prova ancora ad armare Bosco che incespica, preso in controtempo. Battuta lunga da parte di Geraci. Basile, lancio lungo a cercare la corsa dei compagni, colpo di testa di Aiello, poi Parisi, la calcia più lontano che può, è in netto fuorigioco Bosco. Arbitro lascia giocare.
Sembrava nettissimo il fuorigioco di Bosco e qui se ne va giù, si riparte dal fondo. Infatti mi ha stupito che l'arbitro lasciasse correre. Dalia prova ad andare, ancora Dalia, sfida Cutugno che però lo ferma e riesce anche ad allontanare. Poi ultimo tocco è da parte di Corvaglia. Sarà rimessa a 100 secondi dallo scadere dell'80°. Spina, forse trattenuto, si gioca, ancora Spina, prova a prendersi in mano la squadra, qui però perde palla. E allora Dalia, fermato ancora. Bosco prova a lanciare la corsa di Sorce che cerca di arrivare. Sorce resiste e a tu per tu col portiere. Sorce! E forse la chiude definitivamente l'ATF con Gabriele Sorce a 1:10 dall'80° e per la prima volta in vantaggio di 2 gol la squadra di Abisso. È riuscito a tenere il contatto col suo avversario e a battere il portiere. Il gol del 3-1 con cui l'ATF mette una seria ipoteca su questa partita, ma attenzione alla Panormus che chiaramente non ci sta. 40 secondi, poi vedremo a quanto ammonterà il recupero. Qui attenzione all'entrata dura di Inguglia, meritevole di cartellino rosso addirittura. Rosso per Inguglia. L'entrata su Rimini e allora uomo in meno in questo finale per la Panormus, quando siamo praticamente allo scadere degli 80. Non ha esitato il direttore di gara. Ancora a terra Rimini. Estrarre il cartellino rosso. Cure intanto per Rimini che sembrava che si stesse rialzando, invece ancora dolore. Tanto Inguglia lascia il campo, è entrato nel secondo tempo al posto di Lopresti. Si rialza, intanto c'è un cambio, è pronto Damiata, penso proprio al posto di Rimini. È iniziato il recupero, non ho visto la segnalazione da parte del direttore di gara, però siamo già un minuto oltre gli 80. In ogni caso Basile con il possesso, poi prova a correre sulla destra la Panormus, chiusura da parte di Aiello che non si è fermato un attimo in questa partita e qui cerca anche con lucidità di liberare, mette in fallo laterale. C'è stata anche la deviazione da parte di Milia. Corre Damiata che se l'allunga troppo, intervento qui da parte di Buccafusca. Poi Basile in avanti, interviene in malo modo Vitellaro che concede fallo laterale agli avversari. Qui intanto spalla alla porta Vincenzo Seidita, conquista punizione. Ok, questo calcio di punizione dunque per la Panormus, 2 minuti e mezzo oltre gli 80
Tanto ancora cambio, esce Antonino Bosco. Vediamo chi entra. Il numero 15, Abata, che è già chiamato in area per andare a difendere su questo calcio piazzato. Fischia l'arbitro. La palla all'indietro per la conclusione, allontanata dalla difesa. Poi prova a correre per andare a pressare ancora Iello, che è dappertutto. Poi Spina. Cutugno resiste al rimpallo, poi ne vince un altro per un attimo. Allora attenzione al tentativo di ripartenza di Dalia. C'è la giocata ancora a spalla alla porta, chiude per un attimo Sorce. Poi libera in qualche modo la difesa dell'ATF sui piedi di Sedita, ma Mercurio la tocca per Damiata, il quale non riesce a tenerla in campo. Sta per scadere anche il quarto minuto di recupero. Qui ancora si lotta. Deviazione anche da parte di Vincenzo Sedita, poi rinvio dal fondo per l'ATF. Rinvio affidato a Pizzo. Rinvio di Pizzo. Parisi sui piedi di Basile. Poi prova a palleggiare ancora Sedita. Pallone intercettato da Lo Cicero. Damiata. Davanti a lui corre Spina. Pallone proprio per Spina. Spina va a puntare, servizio in area di rigore, fuori gioco. Fuori gioco di Damiata. C'è un cambio ancora per l'ATF al 6° minuto di recupero. Esce Mercurio. Ingresso in campo per Sabella, maglia numero 18. Bosco qui non riesce a gestire il pallone, c'è Basile. Quel tocco largo sulla destra con l'ottimo recupero, l'ennesimo da parte dell'inesauribile Aiello. Passaggio per vie centrali, Spina, Aiello, fuori gioco. Siamo nel 7° minuto di recupero. E fischia adesso il direttore di gara, vince l'ATF 3-1 contro la Panormus. Partita vinta dalla squadra di casa che può continuare ad inseguire l'obiettivo playoff dal stadio Franco Lo Monaco di Palermo dopo il successo dell'ATF sulla Panormus. Vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento